buonasera a tutti e benvenuti. Come promesso, in questo sabato sera ci ritroviamo insieme per far festa. Innanzitutto io do la buona serata a tutti voi che come sempre siete collegati tramite il nostro canale. Vi saluto a tutti, canale 96 del Digitale Terrestre. Buonasera a voi che in questo momento ci state ascoltando in radio sugli FM in 103.7 in DAB blocco 10C. Buonasera a chi ci sta seguendo tramite tutte le nostre applicazioni. Benvenuti anche a voi che ci seguite su Facebook e buonasera anche a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo su TikTok. Questa sera giornata speciale, serata speciale perché ci ritroviamo tutti insieme. Abbiamo un salotto pieno, colmo di ospiti, ma il motivo è uno soprattutto perché siamo insieme per festeggiare il compleanno della nostra Federica Russo. Vieni qua, buonasera. Buonasera. Innanzitutto buon compleanno. Grazie. Tanti auguri Fede. Grazie. 4 gennaio, una bella Ariete. No, Capricorno. No, Capricorno, scusa, Ariete è papà, Capricorno è mamma. Sai perché mi confondo ogni volta? Perché mamma lo fa domani il compleanno, okay. Il 5, e io ogni volta con i segni mi confondo. Volevo fare quella figa che lo sapeva, tutte cose, invece no. Giornata un po' particolare. Giornata piena, particolare, piena di emozioni. Vogliamo svelare qualcosa? No, non sveliamo niente. Diciamo semplicemente che più tardi però capirete, perché oggi è stata una giornata abbastanza movimentata. Abbastanza. L'hai sentito questo compleanno? No, per niente. Mi sembra una giornata qualunque, però abbastanza movimentata. Sì. Questa sera invece lo festeggiamo come si deve, quindi facciamo tanti auguri alla nostra Federica. Con tanti ospiti, accomodiamoci perché abbiamo il salottino pieno, sono tutti artisti che hai deciso tu di avere qui insieme a te. Hai voluto prettamente gli ospiti che ci sono qui, che andiamo subito a salutare, li presentiamo ad uno. Dino, che tra l'altro con Dino ci siamo visti da poco, da recente, abbiamo un po' parlato di lui, di quella che è la sua storia, un artista che canta da tanto tempo, che abbiamo un po' perso di vista, che è ritornato con un brano che sta andando molto bene. Fede, mi passi un attimo il microfono. Buonasera Dino. Buonasera a tutti. Bentornato. Grazie. Ci sono novità sull'album? Sul famoso album Andato Perso? No. Volevo chiederti questo, no, ancora niente. Niente, nessuna novità. Arriverà la bella notizia, tutto bene? Sì, tutto bene. Bene, felice di ritrovarti qui, Dino. Grazie per l'ospitalità, grazie a Federica Russo. Grazie a te per aver... Max, mi sento un po' Maria De Filippi. Grazie a te per aver accettato l'invito. Va bene. Andiamo avanti. Max Scaletta, veterano che conosciamo bene. Buonasera Max. Buonasera a te Mary, buonasera Fede. Ce l'abbiamo fatta? Finalmente ce l'abbiamo fatta. Facciamo gli auguri che oggi tu, allora, ogni qualvolta qualcuno prende il microfono deve dire auguri Federica, glielo dobbiamo far sentire sto compleanno. Ma se tu non mi fai finire, c'è una vita che facciamo sto teatrino tutti e due. La prima auguri Fede, ecco, facciamo una cosa ancora per tanti auguri. Aspetta, qua è. No. Vedi? Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri Federica, tanti auguri a te. Facciamo un applauso, dai. Va bene così. Tutta la serata, Fede, tu non mi ispira. Tutta. Sonny è pronto, ogni volta che parte gli auguri Sonny è pronto con la canzoncina. Allora, io voglio ringraziare Federica e gli dico che sono orgoglioso di lei perché la storia parte a monte, poi ora dopo ne parliamo. Se la vuole raccontare la racconta lei. Quindi, ne parliamo. Auguri e in bocca al lupo. Ringraziamo anche Salvo Vecchio perché appunto grazie a lui questa sera siamo qui, perché ha voluto prettamente festeggiare il tuo compleanno qui in diretta insieme a tutti gli amici di Bella, quindi un ringraziamento speciale lo facciamo a Salvo Vecchio e anche a Francesca che comunque dopo saranno qui con noi e quindi gli mandiamo anche un bacione. Andiamo avanti, Nico Sammi, buonasera. Sei acceso? No, accendilo. Vedi, accendi, se sei spento, pigia. Prova? Ci sei. Sì, provo. Buonasera Nico. Innanzitutto volevo fare gli auguri a Federica. Bravo, così si fa, ok? E volevo ringraziarla per avermi invitato. E noi siamo felici che tu ci sei. Abbiamo una new entry in famiglia che ancora non conoscete, è la prima volta che viene qui su Bella TV e Bella Radio. Io ho avuto il piacere già di sentirla, un brano già realizzato davvero molto bello. Do la buona serata anche a Desi Mancini. Buonasera a Desi. Ciao Mary. Come auguri stai? Federica. Brava, hanno
capito. Sì, abbiamo capito bene. Tutto bene? Sì, tesoro. Felice di averti qui anche su Bella. Lei è un'altra ragazza con voi. è davvero molto brava, un'altra voce bellissima. Grazie a Federica per avermi invitata al suo compleanno. E a festeggiare e a cantare soprattutto. E poi un'altra new entry, anche lei per la prima volta qui insieme a noi. Io ho avuto il piacere anche lei di sentirla per la prima volta prima di fine anno. Do il benvenuto anche a Stefani. Buonasera. Buonasera, anch'io come tutti ringrazio Federica di cuore, anche perché per me è la prima volta. E niente, gli auguro il bene di questo mondo. Grazie. E ancora auguri. Grazie a te, grazie a Turivecchio per questa serata. Ovviamente, ringraziamo e anche divertiamoci. Esatto, quindi siccome già abbiamo parlato tanto, io direi di iniziare immediatamente in musica e direi di iniziare proprio con Federica, anche perché diciamo iniziamo con il tuo singolo, giusto? Un brano che già in brevissimo tempo ha conquistato tutti quanti, tante riproduzioni, tante condivisioni e devo dire che sei anche, penso, molto soddisfatta di quello che è venuto fuori. Sì, certo. Lo ricordo. Molto. Fede, oggi per me è stato io sono emozionata stasera, si non vede, ti preoccupare, non ti preoccupare, quella adesso tutto va via. insieme questo. Ma dopo sveleremo anche il perché. Tra l'altro nel video ci sono le mie manine pure, insomma, non solo le mani, ti vedi proprio tutto, ti vedi pure che stai là a suonare. Quindi adesso la andiamo ad ascoltare e la presentiamo in maniera ufficiale. Centro del palco, Fede, noi ti facciamo tanti auguri di buon compleanno. Grazie. E iniziamo così. Federica Russo. E vorrei chiamarti questa sera, ma una scusa non la trovo più. Sei stato tu a dicere fernuto, mentre volevo riuscire di mano. O cuore mio ancora non lo sa, che ieri killer non ti amava. Sicuramente si fosse saputo, ma avesse ritta stregnere più forte. Tu come stai? Dove sei? Ti ricordo ancora prima vase. Io e te ci abbiamo suonato una vita diversa. E mo chi perde solamente il cuore, l'ultima vase, l'ultima parola. E poi tu per la strada tu, io per la vita mia, ma non mi son capito ad ancora. Perché chi perde solamente il cuore, ma che c'è una gente che sta buona, ma che ne può sapere, che pensa ancora a te. Tu che la notte ti portate suonami insieme con te. Amo ancora te. Fanno male al cuore tutti quei ricordi incancellabili, che le sere strette noi abbracciate, roba fatta amore. Hai distrutto questo grande amore, senza una ragione me l'ha lasciato sulle senze te. Perché chi perde solamente il cuore, l'ultima vaso, l'ultima parola. E poi tu per la strada tu per la vita mia, ma non mi son capito ad ancora. Perché chi perde solamente il cuore, ma che c'è una gente che sta buona, ma che ne può sapere, che pensa ancora a te. Tu che la notte ti portate suonami insieme con te. Perché chi perde solamente il cuore, ma che c'è una gente che sta buona, ma che ne può sapere, che pensa ancora a te. Che la notte ti portate suonami insieme con te. Tu che la notte ti portate suonami insieme con te. Brava Fede, bellissimo il primo brano della nostra Federica
Tra l'altro con lei non abbiamo nemmeno scambiato due parole qui insieme per quanto riguarda il brano uscito, però facciamola adesso. Chi l'ha scritta questa canzone? Questa la prima? Certo. Dici, la prima? Beh, stiamo parlando di questa per adesso, poi dopo. Davide Arezzi, che Ok. salutiamo, e la seconda pure è Davide Arezzi. Ecco, ha già svelato quello che succederà dopo. Bello che ho detto Va bene, dopo parliamo diciamolo, dai. Ci sarà l'anteprima del nuovo brano. Sveliamo anche cosa è successo a sto punto? No, non lo possiamo svelare. Lo sveleremo Quello dopo. lo lasciamo per alla fine. Ok, tra l'altro io ho preso il telefono, ci sono tantissime persone che ti stanno facendo i complimenti e che ti stanno facendo soprattutto gli auguri. Grazie. C'è Oraziuccio che lo salutiamo, che lui Ciao, ci tiene Orazio. tanto. Orazio è la nostra mascotte, quindi è il primo che dobbiamo salutare. l'amore mio. Esatto. Ormai è diventato l'amore mio. È l'amore un po' di tutti il nostro Oraziuccio. Poi Salvo, Maria, Francesca, Stefi che ti fa anche lei i complimenti, Venera, Salvo che dice grande Guggi, bravissima Federica, sono Federica, buonasera da parte di Katia. Katia, salutiamo tutti, auguri Fede da parte di Miki85, poi sono tantissimi. Comunque quindi noi ragazzi, ringraziamo grazie tutti. a tutti coloro che mi stanno seguendo, vi ringrazio tantissimo. E facciamo tanti auguri. Allora, oggi, come dicevamo, hai scelto tu gli ospiti di questa serata. Ognuno di loro ha un perché, per il motivo per il quale è seduto qui in questo divano, anche perché avendo un'ora non potevamo invitare tutti quanti, hai voluto proprio loro. E io direi di iniziare con la nostra Desi Mancini, se sei d'accordo. Certo. Tra di voi c'è una bella amicizia, raccontatemi. Allora, noi ci conosciamo da poco, però siccome vedo che comunque è una ragazza abbastanza sincera, a pelle, penso che comunque merita, anche perché diamo anche spazio a chi non è mai stato in trasmissione. Cioè, assolutamente. Quindi, per me è un onore averla qui stasera. Anche perché Desi ha già realizzato anche lei il primo singolo. Esatto. Da quanto tempo è uscito? 2 mesetti. Ancora anche Oggi 2 mesi. Oh, quindi sto 4 porta bene. Il 4 di novembre uscito ufficialmente fuori un brano molto bello, con un testo anche altrettanto importante. Sì. E io direi di farlo ascoltare. Che ne Un dici? piacere, sì. Vai. Allora ascoltiamo il brano della nostra Desi, che ricordiamo come si intitola? A meglio parte me. Era tutto spento ed era acceso quella luce dentro me, quella sera calda che ci ha visti nascere. Era d'agosto, me lo ricordo, ha cambiato il mondo chiuso dentro me. C'è bastata niente, solo una guardata, poi ci innamora. A mezze parole si è fermato il cuore. Senza te conoscere io già sapevo tutto cose te. Tu facevi parte della vita mia. Tu sei meglio parte me, nessuno è come te. Tu me ne vado male, mi so bene ambiente a me. Tu senza m'avvisare, mi saputo cagnare. E quelle storie vecchie tu hai saputo cancellare. Io una ragazza madre, tu quell'uomo speciale che aspettavo da tempo. Tu, e sì tutto costo tu, nessuno niente più. Ma porta tutto che mi innamorai. La vita insieme a te non mi basta mai. Svegliato cuore, non sarei nessuno io senza di te. Niente avrebbe senso senza te vicino. Tu mi hai dato una ragione per sognare solo insieme a te. Ho trovato te che sei il mio grande amore. Tu sei meglio parte me, nessuno è come te. Tu me ne vado male, mi so bene ambiente a me. Tu senza m'avvisare, mi saputo cagnare. E
Io è la prima volta che vedo il video, Desi, ti faccio i complimenti perché è bellissimo, sei tu con tuo marito e questi secondo me sono i ricordi anche più belli, soprattutto anche la frase finale, molto bella, l'hai scelta tu? No, non l'ho scelta io, questa l'ha scelta Ivan Prince, ok, il videomaker. Molto brava, molto bello il brano, complimenti. Grazie. Desi, questo è il primo singolo, ti faccio una domanda al volo così subito, stai preparando qualcosa di nuovo? Yes. Eccola, aspettavo sta risposta, anche perché questo è un brano molto importante. Diciamo che ancora non c'è niente di concreto. Però c'è in mente la voglia di andarlo a realizzare. Sono sicura che sarà un altro brano altrettanto importante. Complimenti, Desi, ne sono sicura. Grazie per averci fatto sentire questo brano bellissimo. Allora andiamo dall'altra voce femminile, da Stefani. Gli passi il microfono. Grazie, Desi. Stefani, che anche lei è arrivata, diciamo che anche tu canti da tanto, giusto? Però sei arrivata nel canto, adesso diciamo che ti sei lanciata, giusto? E anche fra di voi c'è una bella amicizia, perché spesso vedo video dove cantate insieme, dove vi divertite. Noi ci siamo conosciuti al di fuori dal canto, ti dico la verità. Era una sera in cui dovevamo andare a fare la degustazione per il nostro matrimonio. Ok, non il loro, con Marco ovviamente. Sì, ecco. Lei è suo marito e io è mio marito. Ah, che voi eravate in un tavolo? Sì, ok. Esatto, nello stesso tavolo. Ah, ok. Solo che quella sera si ballava, non si cantava. Esatto. Ok, quindi dodi danzerecce in quel contesto, ok? Da lì avete iniziato a parlare, ovviamente tutti non abbiamo parlato. No. Ci siamo incontrate e poi magicamente su TikTok. Sì. Ok, quando dici l'amicizia, esatto. Quando l'amicizia è destinata a nascere, quello è uno di quei casi, e da lì avete scoperto che c'è l'amore per la musica. Diciamo questa stessa passione per il canto. Una cosa bellissima. È nata anche una bella amicizia da lì? Sì. Un'amicizia abbastanza tranquilla. Quelle sono quelle vere, raga, perché se non sono tranquille non va bene. No. È una ragazza abbastanza tranquilla. Bene, siamo contenti, ma si vede molto al suo posto, pacata e pulitina. Allora Stefani, tu stasera cosa ci farai ascoltare? Allora, io vi faccio ascoltare una cover di Susi Graziano, Meglio a spartere, ma a breve uscirà il mio primo singolo. Questo volevo appunto sapere. Fingere. So che a breve andrai a registrare, ci sarà poi il tempo del video e uscirà ufficialmente L'autore fuori. è mio marito, Christoph. L'ha scritto lui? L'ha scritto lui, sì. Stavo per chiedere chi l'ha scritto. Non me l'hai detta questa cosa? Anche autore? Sì. Oh. È cantautore. Benissimo, e fatemi capire una cosa. Si è fermato. E fatemi capire, però non ha smesso di scrivere. No. Te l'ha scritta lui e te l'ha fatta ascoltare, oppure è nato in modo diverso che vi siete messi lì tutti e due? No, me l'ha scritta, l'ho ascoltata e mi è piaciuta. Se poi te la faccio ascoltare un pezzettino. Scusaci, diciamo di no? Che fai? Dici di no? Vai, un pezzettino, vai. Non ho pensato, non merita che stai male, e se ti batte sempre non te no cuore, e tu l'hai perdonato per salvare st'amore, ma non lo ami e non ci vuoi fa amore. Brava, voce meravigliosa. E mi piace anche il testo. Aspettiamo l'uscita di quest'altro brano. Adesso Stefani è il tuo momento, quindi il palco è tutto tuo. E ascoltiamo appunto anche la sua bellissima voce, che ci ha regalato in anteprima questo brano, che sono sicura comunque inizi di febbraio ce la faremo a farlo venire fuori. Fine gennaio, inizi febbraio. Poi lei è davvero tanto carina. Grazie. Davvero. Va bene, l'ascoltiamo? Siamo pronti? Vi lascio con la nostra Stefani. Accelerata che late chi cerchi che me dice tu si muiere ma rimalmene che si un marito che sfotta muiera così sente ancora profumo che è stato con te forse è meglio ci spartere faccio finta di credere quando regge sì che scemere e femmina sapesse com'è difficile quando mi viene a dire ha già visto il marito ti fermi in oscuro con una tinta macchina
ma non si può sanare, sono sicura una cosa, se messa a passare, non tornasse con me. Faccio finta di credere, quando regge sei l'unica, se io più favo sei l'uomo, io più scevere e femmina, sapesse com'è difficile, quando mi viene a dicere, a già di sta marito ti fermi in oscuro con una dita macchina, io non sono nata per perdere, io non vivo per chiamare, moro in gela sta femmina, ha lasciato moglie, vieni da casa, torna a tua mamma, ma nata scema che adesso cuore non la può trovare. Io non sono nata per perdere, io non vivo per chiamare, moro in gela sta femmina, ha lasciato moglie, vieni da casa, torna a tua mamma, ma nata scema che adesso cuore non la può Brava, 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 che voce meravigliosa la nostra Stefani. L'abbiamo sentita così, ma a breve appunto abbiamo svelato che uscirà il suo primo singolo. Davvero molto curiosa, ci ha regalato un pezzettino e sono sicura che sarà davvero bello. Allora Fede, io ritornerei a te, così velocissima, cerco di farti cantare più brani possibili, quindi cerco anche di correre perché abbiamo tanti artisti e tanti ospiti e rimanete con noi perché stasera ci sarà anche una bella sorpresa. Lo spoiler. Già l'hai detto prima tu, quindi ormai lo posso dire pure io che ci sarà l'anteprima del nuovo brano. Ci sarà lo spoiler. Ecco, ricordiamo come si intitola tra l'altro. Nascemo innamorate. Ecco, questa l'hai richiesta o te l'hanno scritta? Cioè l'ha No, scritta me l'hanno Davide? me l'ha scritta Davide. E tu quando l'hai sentita innamorata? Mi sono innamorata. Amore a prima ascolto. Nascemo innamorate. Ma tutte siamo sceme quando siamo innamorate, non è che sei solo tu. Siamo tutte e quando ci innamoriamo partiamo di cabeza. Ora quale ci fai O ascoltare? prima peccato carnale. Brava, altro brano bellissimo che canta egregiamente. Mesi una storia vera, o prima guaglione mia, non bene particolare, che nata non può morire, cammina mare in tuo cuore e ferma da tu. Per strada non bene o male, non voglio nessuno più, perché se ho prima peccato carnale, sì che lo che voglio in te braccio ogni sera, o prima pensiero che faccio mattina, appena mi scendo. Stimati le cose preziose, perché qualcuno geloso e s'ammora a me da rubarsi. E dimmi che mi vuoi bene, perché come dici tu, è sempre una cosa nuova. Chi lo che voglio in te braccio ogni sera,
quest'altro è un altro brano che ormai fa parte di me. Perché lo presenti sempre, lo canti spessissimo durante le serate ed è sempre un brivido quando ce la fai ascoltare. Brava Fede, anche comunque hai come le altre ragazze che sono qui con noi, ha un tono di voce che si può permettere proprio questi acuti così forti ed è meraviglioso. E infatti anche i brani che fino ad ora hai realizzato sono stati tutti tali da permetterti di esporre appunto la tua voce. Oh, ce l'hanno fatta! Finalmente! Ce l'hanno alla buon'ora. Ora dopo vi facciamo entrare, ragazzi, ben arrivati, così andate da sonni. Io a questo punto andrei da questa parte perché abbiamo anche il nostro Dino. Fatemi arrivare il microfono da questa parte. Dino, innanzitutto buonasera, ben arrivato anche a te, ci siamo salutati poc'anzi. Sì, con Dino, per chi è stato insieme a noi, ci siamo fatti una bella intervista. Sì. Quando è stato? 2 settimane? 2 settimane fa all'incirca, dove abbiamo un po' raccontato quella che è stata la tua storia artistica, perché lo ricordiamo, tu canti da tanto tempo. Sì. Poi c'è stato un piccolo stop e adesso grazie a Max Scaletta, Max è un po' il mentore di tutti, qua è colui che tira e rifà ritornare anche i vecchi. L'ho inventato io. L'ha inventato Devi lui. sapere che io ormai canto da circa 6 anni. Giusto, assolutamente. Non metto una parola. E lì tra un colpo di box, un colpo di, come si dice? No, si dice un colpo, come si dice? Quando vi caricate un pugno, come si dice? Tra un diretto, un gerbo e questi le petate come si dice? Love kick. Un love kick, love è tipo amore. La petata come ci può stare l'amore di mezzo? Un Scusate. calcio d'amore. È un calcio ti sto caricando un love calcio, ok? È love però, l'importante Preparati. è ecco, da lì con questo Love è nato questo, è ritornato anzi a cantare. Là un po' anche lui ti ha tirato e ti ha rifatto tornare con la realizzazione del primo brano. Tra l'altro l'altra volta mi avete detto che stavate già, il secondo era già quasi in preparazione. Stiamo lavorando sul testo ultimamente, sulle tonalità, perché sarà un duetto, quindi lo anticipo. Già l'avevi anticipato l'altra volta, per chi non era stato attento lo ricordiamo. Va bene, questa sera abbiamo anche te qui per festeggiare il compleanno della nostra Federica. Ancora auguri Federica. Complimenti per il tuo singolo. Molto bello, e stasera in anteprima quello nuovo. Allora Dino, che te lo dico a fare? Ci fai sentire ovviamente il brano con la quale sei ritornato, giusto? Sì, parlamene di mani. Di mano. Ti racconto ogni cosa stavolta. Riesta qua, non ho fatto niente di sbagliato. Mentre parlavo io vedevo a te, ogni momento io pensavo a te. Parlammo non rimane, e stasera ti prego riesta qua, carina ci rimane. Vieni abbracciami forte e non parla, non dire che è finita. Quando sarai più calma capirai, è stata una sbandata, solamente un'uscita insieme a lei. Parlammo non rimane, te lo giuro dirò la verità, per me non era niente. Viene nuova se non trema, o sai che non ce la faccio a pensare a una vita senza noi. E non mi dire basta, dimmi come fai sempre che mi vuoi. Non ho visto, per me tu sei l'unica amore. Non ho visto, se ti perde mi fai male al cuore. Non so con niente se non ci stai tu, ormai capite se sei solo tu. Parlammo non rimane, e stasera ti prego riesta, carina ci rimane. Vieni abbracciami forte e non parla, non dire che è finita. Quando sarai più calma capirai, è stata una sbandata, solamente uscite insieme a lei. Parlammo non rimane, te lo giuro dirò la verità, per
se non prima, lo sai che non ce la faccio a pensare una vita senza noi. E non mi dire basta, dimmi come fai sempre che mi vuoi. Non parla, non dire che è finita, quando sarai più calma capirai, è stata una sbandata, solamente un'uscita insieme a lei. Grazie. Bellissimo, ne parliamo domani, ne parliamo domani, ok? Ecco. Questo brano bello scritto dal nostro Max, che ricordiamo abbiamo già ascoltato la storia di come è stato scritto, scriviamoli insieme, già fatto, pronto e vestito, capita. Va bene, allora passate il microfono a Nico, ok? Nico, che è un altro pezzo importante della nostra Federica. Dino, gli fai arrivare il microfono, per favore? Nico, ti voglio bene. Pure io. Qui c'è anche una bella amicizia che è nata. E ovviamente è anche un lui po' troppo testardo, però si fa volere bene. Allora, a quell'età lì, chi non lo è testardo, che ci sentiamo i padroni del mondo? Lì è quando ancora però in fondo è un cucciolotto. Ma quello assolutamente. I ragazzi sono tutti con il cuore buono e il nostro Nico ovviamente lui combatte per ottenere i suoi obiettivi. Tra l'altro è stato anche a Napoli, è andata molto bene. Adesso stiamo ritornando per la seconda volta. Quindi 26. Ci sono delle belle prospettive imminenti che stanno arrivando. Ovviamente tutto arriva a suo tempo, però ci vuole un po' di testardaggine anche in questo contesto, perché è un campo abbastanza difficile. E lui le qualità ce le ha tutte, come glielo dico sempre. Grazie. Allora, cosa cantiamo stasera? Lettera d'amore. Iniziamo con questa e poi dopo l'altra l'annunci, va bene? Ve lo lascio qui al centro del palco, continuiamo a cantare con il nostro amico Sammy. Mai scordare i tuoi occhi, non posso mai dimenticare il tuo viso, il tuo sorriso, mo tengo in cuore. Insieme a te ho trovato l'amore, da quando ho ricevuto la tua lettera, dove mi fai capire che sei sola. Le tue parole parlano d'amore, morisci da ritorno insieme a me. Da quando ho ricevuto la tua lettera, vorrei amore esserti vicino e dirti che ti voglio tanto bene e che mi sento solo senza di te. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Grazie. Sentendo all'aria un profumo e sta bella, ma stai lontano e a me mi fa male il cuore. E assai ti penso, mi consuma e nottato, batte sto cuore che non ti trova più. Da quando ho ricevuto la tua lettera, dove mi fai capire che sei sola. Le tue parole parlano d'amore, morisci da ritorno insieme a me.
Da quando ho ricevuto la tua lettera vorrei amore esserti vicino e dirti che ti voglio tanto bene e che mi sento solo senza te. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Andiamo al prossimo brano, Non si muore. In mano un'ora, io roba sarà vado sto cuore, t'ha già lasciato ma tu voglio ancora. Famo sta verità, ci fa allontana, ma come non importa, sei fatto già tardi, mi sto scendendo pazzo, voglio stare con te, è forte sta voglia d'avere, già si sono fatte te, una tua se poi torna a morire, se muore, se mi stanno lontano, se muore, non cammino, si ferma sto cuore, una tua se poi dovevo andare dimmelo mamacita, non ti saccio nemmeno me cagnata già vita e ora son partito me sanasti e te chiedo mezza napolitana tu sei prima pensiero se muore se mi stanno lontano se muore non cammino se ferma sto cuore una tua se poi te voglio ancora voglio tutte te se muore senza te non sanno più nessuno e sto nato poco pure mezz'ora sono te stella stasera guarda pure che stato se muore se noi stiamo lontano se muore non cammino se ferma sto cuore la tua se poi ti voglio ancora se muore se noi stiamo lontano se muore non cammino se ferma sto cuore la tua se poi ti voglio ancora voglio tutte te se muore senza te non sanno più nessuno e sto nato poco pure mezz'ora sono te stella stasera guarda pure che sta luna poi non ci fa la sa Grazie. Il nostro Nico Sammi, bravo Nico, bravo. Altri due brani appena ascoltati, Se muore che tra l'altro è quello tuo, ci sono anche delle cose in preparazione, lo possiamo dire, Sì, che sì. arriverà a breve anche il nuovo brano. E ci sarà anche un altro. Quindi stay tuned, rimanete collegati, siamo in fase di download, come si suol dire, a breve ci sarà quest'altra bella sorpresa. Bravo Nico! Allora, ritorniamo dalla nostra Fede, ce l'ha il microfono? Sì. C'è un cambio microfono. che cambia microfono. Sì, c'è un cambio microfono in questo palco che è una cosa pazzesca. Allora, Volevo Fede, ringraziare una persona che è Certo. con noi stasera, mio marito, perché mi sostiene sempre, qualsiasi cosa faccio, lui è pronto lì a sostenermi.
Beh, io penso che per poter fare questo bisogna avere in primis quella che è la famiglia vicino e accanto, esatto, perché altrimenti sarebbe una lotta. E questo è bello quando un uomo si rende conto dei sogni e desideri che ha la propria moglie e quando permette di realizzarli, anche perché ognuno di noi dovrebbe realizzare i propri sogni, e se qualcuno li ostacola vuol dire che non ci vuole bene e non ci ama. Esatto. Quindi questo è quello che tutti gli uomini, così come tutte le mogli, in questo contesto parlo al maschile perché stiamo parlando con una donna, ma anche le donne, perché ci sono pure quelle donne che sono tremende. Quindi ogni compagno, ogni compagna, state zitto, no? È vero, con te ci parlo dopo, non ti preoccupare. Allora Fede, facciamo un altro brano, dai, che voglio almeno fartene cantare 4 stasera, quindi un altro te lo voglio fare cantare adesso. Quale ci vuoi fare sentire? Dici Tancello Vuio. O un altro grande, un classico questo, anche questo lo riascoltiamo dalla voce di Fede. Voglio salutare anche Sebastiano Toro che è collegato con noi, gli mandiamo un bacio grande grande a Sebito. Salutare anche certo. Sebastiano Toro. Ma lui lo dobbiamo salutare. Stiamo preparando un brano siciliano spettacolare. Con Sebastiano Toro? Sì. Ma lui ne sforna uno, non so se al giorno ultimamente, perché è lì tipo una locomotiva ma vapore che va e non si ferma mai più. Ovviamente sto lavorando più dietro le quinte, ma tante quinte. Ma non ti preoccupare, quello però è buono pure, perché vuol dire che si affidano alla tua penna. Fede, Andiamo? scusa, andiamo. Dici Tancella sta compagna vostra che ha già perduto sogni a fantasia, che pensa sempre che tutta vita mia in ciò volesse ricere, ma non ci saccio di. Che una rosa maggio che assai più belle una giornata sola da bocca sua più fresca e viola e già volesse sempre che innamorate me. Quest'ultima parte, complimenti.
Una voce esplosiva quella della nostra Federica. Grazie. Sei rimasto tu, Max? Sei rimasto Vai, l'ultimo? Max. Sì, lo Sì, so. sì. Il nostro Max, che per la nostra Fede è un po' come dire colui che la sta guidando, colui che la sta... Perché mi guarda male? Non ti guarda male, sta guardando con lo sguardo. Ho detto colui che la sta guidando, no? Un attimino perfezionando quelli che sono i dettagli, perché già Fede ha delle qualità straordinarie. E diciamo che tu sei lì in veste un po' da prof. Allora, sono lì un po' dietro le quinte. Un po' in veste da prof. Grazie anche a un altro nome importante che sta facendo il grande lavoro. Anzi, deve essere tu, anzi, a presentarlo. Dopo, questo succede dopo, raga. Dopo. Non Allora, facciamo tutta la stavo spoilerando tutto. Il manager arriva dopo. Diciamo che con Fede ci siamo incontrati per sbaglio. Abbiamo fatto un percorso, poi è entrata un'altra persona che ha messo un po' la firma su tutto il progetto. E io sono contento, infatti sono sempre a disposizione loro e sono qui in veste di amico. In questo contesto sì, sicuramente. Non dico di prof perché è un parolone, ma qualsiasi cosa ci sia bisogno ci sono. Mi fa piacere, tutto quello che loro stanno facendo è qualcosa che secondo me si meritava, perché io l'ho incontrata che faceva le televendite su TikTok, quindi quando l'ho proposto sto nome, sta Federico Russo, mi hanno detto vediamo, proviamola. Poi il grande Turi ha messo il sigillo sulla situazione, mi ha chiesto di entrare in questo progetto. Io sono contento che lei stia facendo tutto quello che si era progettato. Ma diciamo che nella vita non si smette mai di crescere. Siamo nelle mani giuste. Esatto, lei ha trovato una squadra vincente e quindi sta camminando come è giusto che camminare. Io sono del parere che a prescindere da tutto, quando ci stanno delle qualità prima o poi devono venire fuori, e questo è uno di quei casi in cui è arrivata. Allora Max, adesso è arrivato il momento tuo. C'è il momento dei tuoi 2 brani. Sì, allora io faccio qualcosa di vecchio e qualcosa di nuovo. Ok. E faccio Amo solo lei e ritorno da lei. Che è sempre quello è il sempre succo. Lei il problema. Sempre lei c'è stato in mezzo. Da lei. Ritorno da lei, vai. Andiamo. Amo solo lei, dai. Mi fa volare dentro, è lei che mi chiama ogni momento, ma invece quando mi sveglio non sta con me. Lo so, che sei ancora innamorato, ma ormai ti hai scordato, ti giurato. Ieri sono stato da lei e mi ha parlato di voi, Mi dispiace ma è tutto venuto, è venuto così. Amo solo lei, cerco sempre lei, pure mizza gente. Amo solo lei, cerco ancora lei, non mi importa niente, anche se stasera è un'altra vita, ma la nostra non è mai finita. È solo sospesa dentro un mondo fatto solo di una stanza. Ami solo lei, cerchi sempre lei, non lo sai accettare. Cerchi sempre lei, la speranza che ti farebbe amare. Tu sei ancora mazza innamorata, che l'ultima volta sei scordata. Hai dimenticato quella stanza che ogni sera diventava tua. Con lei era tutta un'altra cosa, ormai questa vita non è cosa. Ricordi l'ultimo bacio, ti do una stanza, una scusa. Lei soffriva ma tu non capiva e mi hai fatto andare via. Amo solo lei, cerco sempre lei, pure mia gente. Amo solo lei, cerco ancora lei, non mi importa niente, anche se stasera è un'altra vita, ma la nostra non è mai finita. È solo sospesa dentro un mondo fatta solo di una stanza.
ami solo lei, cerchi sempre lei, non lo sai accettare, cerchi sempre lei, una speranza che ti farebbe amare, tu sei ancora pazza innamorata, che l'ultima volta sei scordata, hai dimenticato quella stanza che ogni sera diventava tua. Innamorata che non ti volta sei scordata, amo solo lei, cerco sempre lei, non lo sai accettare, cerco sempre lei, una speranza che ti farebbe amare, io rivoglio indietro la mia Dani, mi dispiace di non ha tuo cuore, certe cose non le puoi cambiare. Ma se sa, forse è meglio così. Lo so, ma io amo solo. Adesso passiamo all'ultimo, Ritorno da lei. Ma non dico niente dei momenti che ho vissuto insieme a lei. Tra la gente, ma quel suo sorriso non lo trovo mai. Guardo le sue storie con profili falsi, certe volte mi vergogno anche di me. Ritorno da lei, perché lei non l'ho dimenticata mai, più chiaramente sogno cerco sempre lei, sono stanco ormai di fingere così. Ritorno da lei, brinda chi le stanze o amo solo lei, sento ancora il suo profumo su di me. Ho provato mille amori ma non va. Io amo lei. Se sarà troppo tardi, forse questo tempo non ci vuole più. Mi sembrava di volare, ma senza di lei stavo cadendo giù. Lei, che il cielo terminava sul suo letto, era amore, sesso e tanta fantasia. Ritorno da lei, perché lei non l'ho dimenticata mai, perché rinte suono cerco sempre lei, sono stanco ormai di fingere così. Ritorno da lei, da chi la stanza avevamo solo lei, sento ancora il suo profumo su di me. Ho provato mille amori ma non va. Io amo lei, io voglio lei, ma sono gli anni ma il nostro amore resta lì.
sta lì. Amo solo lei, cerco sempre lei, non mi importa niente. Il nostro Mascaletta, ieri e oggi abbiamo fatto ascoltare un po' quello che è stato il tuo cavallo di battaglia. Sì. Uno di quei brani che resterà per sempre intramontabile. Sì. E continua tutt'oggi ad avere tantissimo successo. Sì, è ancora bellissimo. diciamo che è il brano che mi chiedono tutti. E ringrazio Gianni, che da tanto che non ci vediamo, ma colgo l'occasione per salutarlo. Ciao Gianni, un bacio. Mi associo ai tuoi saluti. Allora Fede, siamo arrivati in chiusura, vieni vicino a me, perché qui questa sera abbiamo anche delle sorpresine da fare. Certo. Come certo? Dovete fare piangere. Tu devi fare, no veramente, ma non ci credo, un po' di cose, capito? Vuoi la sceneggiata napoletana? Rifacciamola. Si torna indietro. Allora Fede, siamo arrivati in chiusura, però devi sapere che questa sera ci sono anche delle sorpresine. Non ci credo. Vabbè, era meglio prima. Troppo finta, non so recitare. Va bene, allora c'è una sorpresa per te. Gli fate cenno di entrare, per favore. Happy birthday. Aspetta, ecco qua, perché tuo marito questa sera non poteva non far questo. Abbiamo anche Francesca e Salvovecchio. Venite ragazzi, Salvo, nonché il manager della nostra Fede. Tanti auguri a te, tanti auguri Federica, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Venite, dai tu al centro vicino a tua moglie. Venite. Allora, accendiamo? Certo che accendiamo. Federica, Fede, esprimi il desiderio. Esprimi Come il dice desiderio. Cioscia, dai. Esprimi. Cioscia. No. Auguri. Auguri. Allora, rompi le candele, ok? Marco, le puoi poggiare qui le torte nel frattempo? Così la foto senza torta. Nel frattempo c'è anche Stefani. Fede, c'è Stefani che ti voleva regalare insieme a Christoph un bellissimo mazzo di rose. A Christoph e grazie a Stefania. Grazie. Allora, bellissimo. Allora, qui abbiamo. Scusami Dino, vieni Marco, mettiti più in qua. Ogni fiore è segno d'amore. Allora, facciamo la fotoricordo in primis, guardate tutti i sonni, mettiamoci tutti vicini. Vieni Marco, mettiti vicino a tua moglie. Dove abbiamo perso Nico? Nico, nel frattempo che arriva Nico, che lo chiamano, abbiamo Marco che sicuramente dopo ti vorrà fare il suo augurio, ma soprattutto vicino a te ci sono due persone molto importanti, Francesca e Salvovecchio. Max, gli passi un microfono? Anche perché noi diciamo sempre Salvovecchio, però c'è anche Francesca, esatto. che ovviamente è la moglie di... ok, Francesca. Aspetta che è arrivato Nico, facciamoci la foto. 1, 2, 3, cheese ragazzi, guardate Sonny. E dicevamo, la famiglia Vecchio, ecco, diciamo così, tu sei... diciamo sotto le ali anche di Salvo. Salvo ha voluto prettamente essere il tuo manager. Dalla prima volta che ti ha ascoltato ha creduto subito in te, ha creduto nelle tue qualità insieme a Francesca, nella voce straordinaria che hai. Loro credono in questo ed è proprio per questo che appunto lui ha scelto te, oltre che Nico, che lo ricordiamo anche io Nico. sono onorata e felicissima. Non ho parole perché non so come dirgli grazie. Tu non di sai tutto quello che fa per me. Quanto tempo fa mi ha detto di sta serata? Erano tipo 2 mesi fa, sì, che me l'hai detto. 2 mesi fa. Mary, senti, devo dire una cosa, il giorno 4 di gennaio c'è il compleanno di Federica, lo possiamo fare? Certo, non ti preoccupare. Già loro insieme a Franci ci pensavano da tanto tempo. Che questo sarà comunque l'inizio di un bel percorso, a parte per Federica ma anche per tanti altri, poi comunque andremo a menzionare e lo diremo. Diciamo che Salvo ci tiene, è entrato anche lui nel campo musicale. Federica in questo contesto è sotto le ali di Salvo perché appunto è il suo manager, oltre che Nico, però ci sono tanti altri artisti nella quale credi, insieme a Francesca nella quale credete, e appunto proprio per loro avete voglia di organizzare tante serate. Infatti ci saranno delle serate, noi stiamo mettendo in programma di farne una a settimana. Comunque ne parliamo e decifreremo tutto. Io sinceramente ci tenevo a dire una cosa, no? Che poco fa stava dicendo Max, che io diciamo
da quando ho cominciato questo percorso ho visto tante cose, no? Però voglio dire una cosa su Max. Quando io ho parlato con lui per l'interesse che avevo verso di Federica, che comunque lui era da tempo, diciamo, cioè, prima di me, quindi vicino a Federica, credeva in Federica, lui è stato entusiasta della cosa. Sì. Cioè non ha avuto, anzi mi ha detto ti sono vicino, io gli ho chiesto aiuto e lui mi è stato vicino ed è stato uno dei pochissimi che l'ha fatto, che sinceramente quando io ho provato ad aiutare una persona che mi è stato, diciamo, vicino, che ha creduto in quello che tu stavi facendo, e questa è una bella cosa. Questa è una cosa che secondo me si deve riconoscere a Max Scaletta. Ma assolutamente, io Max lo conosco da tanti anni e Max ha sempre avuto sotto di lui persone sulla quale ha creduto, non è stato... Sì, Stefani, mi fai arrivare il microfono? Aspettate, qua ce n'è un altro, ok. Scusami, il campo della musica, ora dirò una cosa bruttissima, a volte ci concentriamo tanto sul cantare, sull'artista, ma dimentichiamo l'uomo e molti dimenticano tanto chi sono. Quando una persona disponibile mi dice voglio aiutare Federica, voglio aiutare Giovanni, per me è soltanto un piacere dare una mano. Purtroppo il campo della musica non funziona così, e tu lo sai perché ci stai entrando e lo stai provando. Ma ne ho visti, quindi ci vorrebbero tante Max, ma anche tante Salvo Vecchio per aiutare a chi è un talento e deve andare avanti. Comunque la cosa che mi ha sorpreso è che comunque tu su Federica ci hai creduto prima, l'hai vista, e da artista quale sei, a differenza mia che magari mi sto inventando su questo campo, diciamo sei stato felice di questa cosa. Diciamo che Max ha ascoltato tante voci, quindi sa su chi poter andare avanti. Io ho ascoltato tante voci, lei è brevissima e io sono stato contento quando Salvo mi ha messo sul tavolo il progetto. Io ho detto Salvo, io mi faccio indietro, però voglio che se tu hai bisogno di me io ci sono, perché secondo me il progetto di Salvo era importante e dovevo essere soltanto una persona ipocrita a dire a Federica non accettare. E io direi... Quando uno vuole bene, però questo ti fa onore, ci deve dire, ci tenevo a dirlo e l'ho detto. E io direi che questo è l'inizio di un qualcosa di molto importante. Tra l'altro Salvo e Francesca sono arrivati questa sera in ritardo perché Federica, oggi lo diciamo ormai perché siamo arrivati in chiusura, hai registrato abbiamo fatto i miracoli, hanno fatto i miracoli per il brano nuovo. E voglio ringraziare anche, ci tengo a ringraziare Prince, che è stato, diciamo, l'autore del videoclip, del miracolo che ha fatto. Veramente ci tengo perché gliel'ha consegnato praticamente alle istantaneamente, me l'ha montato a casa alle 8 a casa, ragazzi, proprio per presentarlo stasera in occasione della puntata. Ecco perché loro sono arrivati in ritardo, ecco perché Fede ha avuto una giornata insieme a Marco abbastanza movimentata. Ora vedrete dal video comunque di cosa parliamo. Io ho visto un pezzettino, è fantastico, è fantastico, ho fatto i complimenti. Proprio Prince si è superato, secondo me ha fatto un video fuori dal normale. E noi lo presenteremo stasera. Marco, vuoi dire qualcosa a tua moglie prima di salutare? Che dire, auguri per i tuoi 30 anni e spero che quest'anno, diciamo, sarà un anno ricco e pieno di successo. Quello è sicuro. Una bella svolta, speriamo, per tutti noi. Allora, per Federica Russo contattate Salvo, ovviamente Salvo Vecchio. Noi che dire, ringraziamo tutti gli ospiti che sono stati qui, ragazzi, grazie. Facciamo ancora tanti auguri a Federica, felice di questa puntata. Emozionatissima, al massimo, e felicissima. E in anteprima assoluta andiamo a presentare il nuovo brano. Nascemo innamorati. Grazie a tutti, auguri Federica, buona serata. No, non giurare, tante poche stasera non viene. No, non si fa. A un cuore che si è innamorato non ci può dire. No, non parlare, tanto saggio che non cagna niente. Resto così, innamorata, nascosta la gente non mi rinfaccia.